Mare di latte e formaggi, ci troviamo nella piazza di una delle più belle località dell'Adriatico, siamo a Caorle. Saluto Terenzio Borga, presidente di Aprolav, l'associazione che riunisce i produttori di latte veneto. Allora, una grande iniziativa, dicevo, in una di quelle che è la spiaggia, una delle spiagge più belle dell'Adriatico, presidente. Ed è l'ottava edizione, l'ottava partecipazione appunto a questo evento. È stata fatta proprio per fare in modo che il turista conosca le nostre eccellenze dell'entroterra. Il successo c'è sempre, è garantito, perché lo sappiamo, quando il turista assaggia le nostre produzioni si innamora. Come diceva una volta Luca Zaia, provincia di Treviso, se la vedi ti innamori, il turista lo assaggia e si innamora. Allora, con questa citazione del presidente della regione Zaia introduciamo proprio quello che è il filo conduttore di questa manifestazione, che poi avrà anche altri 3 momenti. Allora, qui lo ricordiamo, sono in esposizione, in vendita i formaggi fatti con il latte veneto. Con il latte veneto, tutte le nostre DOP, le nostre tipicità, ed effettivamente la soddisfazione c'è sempre, perché noi lo sappiamo, su ogni manifestazione alla quale partecipiamo abbiamo solo un problema: far conoscere le nostre produzioni, farle apprezzare. Pecchiamo in questo da sempre, non siamo capaci di comunicare e vendere, perché a livello di produzione non abbiamo uguali al mondo. Allora, non abbiamo uguali al mondo, e qui di mondo che viene in vacanza ce n'è tanto, soprattutto il mondo dal nord Europa, tanti turisti tedeschi che quando tornano a casa si portano a casa i bei ricordi, la bronzatura, ma anche il formaggio veneto. Secondo me non fanno a tempo di portarlo a casa se lo mangiano. Lo mangiano per strada. Ti chiedono se lo possono trovare in Germania. Purtroppo, come ripeto, non siamo in grado di aggredire quei mercati che alla fine riuscirebbero ad avere una risposta. Bisogna dire una cosa, che le nostre produzioni, le nostre esportazioni aumentano sempre, calano i consumi interni perché gli italiani sono diventati troppo fighettini, no? Invece gli altri li apprezzano e li comprano. In effetti le nostre produzioni si stanno spostando più sui paesi esteri, all'estero, che non in Italia. Però purtroppo il fatto di andare a portarla all'estero logisticamente è più difficile che non portarla in Italia. Allora, oltre ad operazioni come questa, che cosa si potrebbe fare, presidente Borga, proprio per promozionare e far conoscere di più il patrimonio lattiero caseario veneto e italiano all'estero? Ma io credo che in primis dovrebbero essere i produttori di formaggio a mettersi insieme. Abbiamo dei buoni esempi, e lo cito sempre, Agriform, e vediamo quanto impatto ha nelle vendite all'estero, e ogni anno continua ad aumentare le vendite all'estero. Ci vuole un'organizzazione che riunisca le nostre produzioni e riesca a proporle come fa appunto Agriform, ma ci vuole prima di tutto che ci siano proprio i nostri produttori a crederlo, a buttare via quei campanilismi e a creare tutti insieme quelle reti commerciali che potrebbero dare quel successo alle nostre produzioni. Lo sappiamo che è così. I consorzi hanno male legate perché non possono vendere, vanno solo a promozionare, e quindi devono essere i produttori a proporre questo tipo di iniziativa. Allora, mentre alle nostre spalle vedete che i turisti con le borse si portano a casa la casatella, il piave e tutti gli altri formaggi, con il presidente Borga siamo in chiusura di questa chiacchierata, però vogliamo ricordare un appuntamento importante che è giunto a che edizione, presidente? 12ª edizione. 12ª edizione, si tratta di? Casius Veneti, era itinerante, adesso da 3 anni siamo a Piazzola sul Brenta, Villa Contarini, sempre l'ultimo weekend, anche quest'anno l'ultimo weekend di settembre. Probabilmente inseriremo qualche novità all'interno della manifestazione, speriamo di riuscire a fare cose molto più importanti rispetto a quelle che abbiamo fatto in passato. Il successo è comunque garantito in quella piazza, in quella villa dove ogni anno, solamente di domenica, una 30.000 persone vengono a visitare le nostre produzioni. Questo è quello che ci siamo imposti a suo tempo. Questo abbiamo iniziato 21 anni fa con la prima manifestazione, della quale poi parleremo, e l'unica cosa che noi di Aprola in questo momento dobbiamo fare è proporre, perché effettivamente la comunicazione è quella che noi dobbiamo assolutamente fare. 23-24 settembre, dunque appuntamento è con Casius Veneti a Piazzola sul Brenta. Da Caorle
È tutto grazie a Terenzio Borga, presidente di Aprola. Sempre qui a Caorle, due graditi ospiti davanti a un piatto che è una meraviglia. Sono in compagnia di Fabrizio Tonon, che saluto, che è il presidente della Proloco, e del giovane chef Alberto Dorigo. Allora, Fabrizio Tonon, ormai consolidata questa manifestazione, grande successo, lo dicevamo con il presidente Borga, chi viene qui si porta a casa un po' di abbronzatura, si porta a casa il mare, il relax e anche un pezzo di formaggio veneto. Certo, questa è una iniziativa che ormai con l'Associazione Produttori Latte facciamo da diversi anni, ed è una nostra prerogativa, un po' di tutte le Proloco del Veneto, di promuovere i prodotti veneti e qui in particolare i formaggi. Queste sono le nostre tipicità, sono gli aspetti peculiari che i nostri turisti vogliono avere. E quindi noi ci siamo proposti, e questa sera facciamo degustare il nostro formaggio, in particolare la casatella, con le nostre alici marinate dell'Alto Adriatico. E contemporaneamente sui nostri ristoratori e anche enoteche, ma pizzerie, si stanno presentando i piatti a base di formaggio. Che vedremo tra poco. Allora, velocemente, Alberto Dorigo ha pensato di unire così la casatella, il formaggio tipico veneto trevigiano, con le alici. Certo, allora questo qui che potete vedere è un crostino composto da un importantissimo formaggio del trevigiano, ovvero la casatella, abbinato a un sapore molto deciso dell'alice del mare Caorlotto. Fa parte proprio di una serie di sapori dati dalla marinatura che rendono unico questo piatto. Allora, grazie Alberto Dorigo. Fabrizio Tonon, gli auspici per il futuro quali sono? Gli auspici è di andare in questa strada. Vi devo dare anche una notizia di questi giorni. Caorle è stata insignita della bandiera Spighe Verdi, che sono i comuni rurali dove si promuovono le tipicità e tutto quello che ha a che vedere con l'agricoltura e con le produzioni tipiche. Quindi unico comune nella provincia di Venezia, nel Veneto addirittura, che ha questo riconoscimento a livello nazionale. Quindi chi viene a Caorle trova spiaggia, un ambiente straordinario, delle tipicità e dei prodotti tipici straordinario, ittico, agricoli, e quindi anche i formaggi come in questa 3 giorni che da tempo noi ci mettiamo a promuovere. Grazie a Fabrizio Tonon, presidente della Proloco di Caorle, e ad Alberto Dorigo, lo chef. Siamo a Caorle per un mare di latte e formaggi. Sono in compagnia, e lo saluto, di Bruno Bernardi, direttore di Aprola. Allora, una bella manifestazione, direttore, un grande successo di pubblico, e adesso cosa andiamo a vedere? Quest'anno, come gli anni scorsi, abbiamo coinvolto anche la ristorazione per proporre i nostri prodotti, oltre che le pizzerie per la casatella trevigiana, e adesso andiamo a vedere di persona da un nostro carissimo amico, l'Enoteca dei 500 Vini, cosa ci presenta per i formaggi DOP tipici del Veneto, quale Cicchetto ci ha preparato per questa sera e che abbinamenti con i vini ci fa vedere. Allora, Cristian Zulianello, che con il fratello che si chiama David gestiscono questa enoteca, cosa ci presenta? Sì, buonasera, noi siamo gente di campagna trapiantata qui al mare, però ricordiamo le nostre origini, per cui alla buonissima casatella trevigiana abbiamo abbinato della pancetta pepata fatta qui a San Michele, quindi sempre prodotto al territorio. Al montasio, che è di origine friulana, abbiamo abbinato una delicatissima zucchina grigliata e della pittina, appunto in onore alle origini friulane del formaggio, e al piave abbiamo messo in abbinamento una melanzana grigliata di casa e un goccio di olio extravergine dei Colli Asolani. Allora, non ci resta che assaggiarlo e fare un brindisi. Allora, io inviterei proprio Cristian a versare, ecco qua anche l'altro fratello. Allora, un buonissimo Lison di OCG nostrano, il Red del Tokai,
perché secondo noi la bollicina bella secca sgrassa bene, però l'aromaticità del Tokai, che adesso si chiama Lison, fa sempre la sua bella figura. Allora, evviva l'Enoteca di 500 vini, evviva Aprola, evviva un mare di latte e formaggi. Evviva!